Le schede ci sono state modificate, accolte alcune richieste, disattese altre. La quinta commissione del Consiglio regionale, la Commissione Sanità, ha dato il via libera alle schede ospedaliere che contengono le linee applicative del piano sociosanitario 2019-2023 della Regione Veneto. Ora la palla passa in aula, ma è scontata l'approvazione in quest'ultima stesura. Gli ospedali di Venezia e Chioggia ritornano ad essere strutture SPOC di primo livello, come già era stato previsto con decreto di giunta. L'ospedale Sant'Antonio di Padova, relegato ad una sorta di limbo in attesa della realizzazione del doppio polo Giustiniani e nuovo policlinico universitario a Padova Est, passerà entro il 2020 in mano all'azienda ospedaliera. La transizione sarà gestita in collaborazione tra le realtà, magari anche con il coinvolgimento delle istituzioni. L'auspicio del sindaco e del vice sindaco cittadini è questo: avevano scritto una lettera affinché l'ospedale non fosse smantellato ma integrato nel nuovo percorso. Restano al momento 219 posti letto. Per rimanere all'azienda ospedaliera respinta l'ipotesi di declassamento dell'unità operativa complessa di patologia cardiovascolare per la diagnosi e la prevenzione delle morti improvvise, un centro di eccellenza della sanità veneta. Declassato a struttura integrativa della rete pubblica invece il Policlinico di Abano, che conserva il servizio di pronto soccorso, un cambio di ruolo che arriva proprio in un momento delicato per la struttura, per la quale c'è una richiesta di verifica dell'attività che è arrivata addirittura in procura. È una sanità che dobbiamo far crescere, progredire, dobbiamo fare un percorso assieme ai cittadini. Alcune cose come al solito si possono aggiustare, altre direi che sono dettate anche dal fatto che la sanità va in una direzione. Se oggi pensiamo che il numero di posti letto sia l'elemento qualificante per un ospedale, vuol dire essere fuori strada, perché la verità è che noi ospedalizziamo a parità di patologia 4 volte di meno rispetto a altre regioni italiane. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per un'appendicite da me ci stai 4 ore in ospedale, in qualche regione italiana rischi di starci anche una settimana. Allora, come li contiamo quei posti letto? Li dobbiamo valutare in base a come si curano i cittadini. E noi abbiamo tutti i parametri fra l'altro di occupazione dei posti letto, quindi quando uno ci dice ma lì avete tolto 10 posti letto, ma siamo anche in grado di dire quanto occupati erano quei 10 posti letto. Quindi la vera sfida sono le alte tecnologie. Conservati tutti i punti nascita, ma tagliati anche molti posti letto, soprattutto agli ospedali veneziani di Dolo e Mirano. I 17 sindaci della Riviera sono tutti sul piede di guerra. Si dica invece che questo Veneto con noi è stato dotato della chirurgia robotica in ogni sede provinciale, si dica che abbiamo le macchine più efficienti e più innovative, TAC, risonanze magnetiche, sale ibride, abbiamo di tutto che in altre regioni non ci sono. Si dica che il 95% delle donne colpite da tumore al seno sopravvivono dopo la cura del tumore, grazie a un'efficienza di rete di breast unit, rete senologica e rete oncologica che abbiamo organizzato noi. Questo è quello che vogliono i veneti. Del resto i dati ci danno ragione per esiti e per organizzazione del sistema.